Martedì e mercoledì scorsi ha debuttato con successo di critica e di pubblico al Teatro Pirandello di Agrigento ovazioni per Mine Vaganti dalla regia di Fernand Opzek, facendo registrare ben 2 sold out. In scena il bravo attore e doppiatore di Ligure Francesco Pannofino, un cast stellare formato tra gli altri da Laina Forte, Edoardo Purgatori, Carmine Recano e Simona Marchini. Il prossimo appuntamento al Teatro Pirandello sarà mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio con Lucia Lavia, Come tu mi vuoi, di Luigi Pirandello, regia di Luca De Fusco. Assolutamente sì, a parte che è un bellissimo teatro e poi porta un nome così prestigioso per noi che facciamo teatro, è veramente un'emozione. Poi l'abbiamo visto pieno in ogni ordine di posti e con la gente alla fine molto, molto contenta, e questo ci riempie di gioia. 2 sold out per questo Sì. spettacolo, uno spettacolo che sta avendo successo un po' in tutta Italia. Sì, sì, è già poi la seconda stagione che lo può, anzi la terza sarebbe, perché poi la prima ci hanno interrotto col lockdown, però abbiamo fatto 2 stagioni piene, la precedente è questa, e dovunque siamo andati c'è stato sempre lo stesso successo e che si è ripetuto anche qui ad Agrigento. La prima volta ad Agrigento al Teatro Pirandello? Sì, la prima volta per me almeno. Un saluto a Agrigento, a tutti gli agrigentini e al Teatro Luigi Pirandello. Grazie, grazie di cuore.